Il Palamaggiore ospita la 20ª giornata di Serie A, quinto. Tra poco in campo L84 Torino e Global Work Capurso. Buonasera da Leni, da Davide Menolascina. Fischietto in bocca per Bottini. Inizia in questo momento L84 Capurso. Primo possesso dunque per i padroni di casa. Cuzzolino in gestione del pallone. Può partire il contropiede del Capurso, accompagna Pedrigno, servito. Pedrigno perde l'attimo, arriva Lamas, la palla sul palo. Super chance per il Capurso che avrà anche un corner. La regia si ripropone subito. Lamas è andato con l'esterno, palla sul palo e poi Tuli va da Raguso. De Oliveira ancora di spalle alla porta, attende l'arrivo di Murillo in sovrapposizione, poi cerca la conclusione mettendosi in proprio, non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta. Fortini sulla tre quarti offensiva, tante finte, salta da Macco, calcia, deviazione di Grandinetti che aveva spiazzato Micoli, palla in corner. Sovrapposizione di Dammacco, palla poi per Lamas, a cercare proprio Dammacco che torna da Pires. Attenzione al tocco di Murillo che beffa Kaique Rodriguez e il Capurso trova il vantaggio con questo autogol dopo 5 minuti e 15. Tocco di Murillo che ha letteralmente spiazzato il suo portiere, che poi non è riuscito nemmeno a intervenire sul pallone in maniera inaspettata, soprattutto per la tipologia di conclusione. Attenzione intanto a De Oliveira che recupera il pallone. Murillo, De Oliveira col destro, prima parata di Micoli, pensa anche al tiro, a contrasto Pires, attenzione perché la porta è vuota. Lamas e Pires attaccano, Pires, Lamas fa subito 2-0 per il Capurso. Nel giro di 40 secondi gli ospiti vanno sul doppio vantaggio. E Rios chiama subito time out per parlare con i suoi. Si accentra, bella giocata di Osico sulla corsia di sinistra, prova ad andare verso la porta, accorcia le distanze colpendo sul primo palo. Arriva la reazione della L84, 1-2 con il gol di Osico. Ha visto il varco sul primo palo, Micoli si aspettava probabilmente il tiro dall'altra parte. Ci riprova dalla sinistra, colpisce Grandinetti e la palla diventa buona per Liberti. Poi Tuli, para Micoli. Pallone 3 contro 1 per la L84. Rescia col sinistro, grande parata di Micoli. Fatto tutto con i tempi giusti, poi subito ha battuto il corner e Luggero la mette dentro. Arriva il pari dalla L84 a metà della prima frazione. Cuzzolino ha messo subito a terra il pallone, ha trovato il varco per andare da Rescia, grande assist. Pires perde il contrasto con Fortini, Tuli va da Fortini, calcia verso la porta, va da Rescia, ce l'ha sul destro, prova a calciare Micoli. Capurso tutto dall'altra parte, invece l'azione si sposta a destra, 4 contro 1, Rescia, Osico e Micoli riesce a mettere fuori. Ammonito Chiaffarato che protestava per la situazione precedente sul cronometro del primo tempo. Il pallone è per Luggero, l'autore del 2-2. Fortini ci prova ancora, Micoli. Grande parata, Osico. Tuli. Rescia torna da Tuli, ancora Micoli attento. Sempre con Lamas che è stato intanto ammonito in marcatura su di lui. Grandinetti cerca l'anticipo su Rescia, lo colpisce, arriva anche il giallo per lui. Rimessa per Tuli. De Oliveira con il destro, c'è una deviazione, la palla finisce in porta. La L84 ribalta la partita e per la prima volta va in vantaggio 3-2. Tiro di De Oliveira deviato. Macco finisce per terra. Fortini può attaccare. Accompagna De Oliveira. Servito. De Oliveira in area di rigore. La mette a rimorchio. Fortini può sistemarla per il destro. La manda al lato di pochissimo. Osico. Punta Pedrigno. Poi Luggero si avventa sul pallone. Lasciato lì da Pires. Si lamenta anche per un contatto
Poche soluzioni, Lamas chiama il pallone, Grandinetti vuole ricavarsi uno spazio per andare in porta e fa partire un sinistro pazzesco, arriva il 3-3 del Capurso, tutto nuovamente in parità con il super gol di Guido Grandinetti. Lo andiamo a rivedere subito, il sinistro non è nemmeno il suo piede preferito. E dunque tutto ancora in equilibrio. Nuovamente Cuzzolino. Profondità da De Oliveira, non riesce a calciare con il destro, va sul sinistro! Risponde subito così Giulio De Oliveira. È 4-3, è l'84. Che giocata del numero 18. Anche lui col mancino, sinistro imparabile per Micoli che bacia la parte interna della traversa. Partita che però davvero non ci sta annoiando. Attenzione a Pedrinho, con il destro alza il pallone. Liberty sul sinistro, cerca la porta, non va distante dal bersaglio grosso. Micoli deve andare in possesso, attacca Micoli, ha spazio sulla destra, calcia in porta da Macco di testa, la palla è fuori. Lamas da Pires, Ike dentro, tocco di Rescia, tutta la panchina del Capurso in campo per protestare. Questa è la situazione precedente, con il pallone sulla faccia di Maxi Rescia, con l'esterno da Pires. Pedrinho chiama il pallone in profondità, Caicca arriva in anticipo sul numero 30, forse un po' di spazio, cerca il secondo palo. Poi Tuli ruba il pallone a Lamas che commette fallo. Lamas è già ammonito, arriva il secondo giallo e l'espulsione per Nicolas Lamas. 42 secondi dal termine della partita e probabilmente l'episodio che la chiude. Il cronometro è sicuramente un alleato in questo momento. Cuzzolino per Tuli, pressato da Pires. Cuzzolino, due avversari su di lui, ancora Tuli, De Oliveira, torna da Cuzzolino, 5 secondi al termine, allora possiamo dire che la partita finisce così. Cuzzolino calcia anche verso la porta a tempo scaduto, la L84 batte 4-3 il Capurso. Partita bellissima quella che abbiamo raccontato qui al Palamaggiore. 4-3 dunque per la L84 e sulle immagini delle squadre che si salutano, ringraziando anche la regia per il supporto tecnico durante questa telecronaca. Da Davide Menolascina è tutto, grazie e buona serata.